Alla pallacanestro Nuoro non è bastato giocare le prime due frazioni alla grande per battere il CUS Sassari nella sfida valida per il sesto turno di ritorno della prima fase del campionato regionale di Serie D. Gli universitari infatti sono riusciti a ribaltare l'inerzia del match nella seconda parte ed espugnare la palestra Coni col punteggio di 73-60. Ai nuresi rimane il rammarico di non aver saputo sfruttare appieno il vantaggio di 11 punti con i quali sono andati al riposo lungo. Quanto all'andamento della sfida, a cui si riferiscono le immagini, il CUS Sassari ha provato a mettere subito in chiaro le cose portandosi sul 7-0 nei primi 2 minuti del match, ma ha subito la rimonta e il sorpasso dei nuresi trascinati dai canestri di Sizia, miglior marcatore della sfida con 23 punti. I ragazzi del coach Maurizio Polidori hanno continuato a premere sull'acceleratore riuscendo a chiudere la seconda frazione in vantaggio e andando negli spogliatoi con un parziale a proprio favore di 42-31. Un più 11 importante ma che alla fine si è rivelato non decisivo. Gli universitari infatti sono rientrati in campo con un piglio diverso, mettendo a segno una terza frazione da manuale che di fatto ha rovesciato le sorti della sfida. Un 20-4 che ha consentito ai sassaresi di presentarsi all'inizio dell'ultima frazione con un 51-46 da amministrare al meglio. Gli ospiti non solo sono riusciti a evitare il forcing finale della pallacanestro Nuoro, ma hanno anche incrementato il vantaggio e col parziale di 22-14 hanno portato a casa 2 punti importanti, consolidando il terzo posto nel girone B. Quanto ai nuresi, i progressi ci sono e sono indubbio, anche se l'appuntamento con i primi punti della stagione è stato ancora rimandato, ma l'importante è insistere e continuare ad impegnarsi. La vittoria prima o poi arriverà. Sabato i Silbones saranno di scena ad Alghero contro la Basket Coral.